Buonasera, benvenuti alla conferenza di oggi. Questa conferenza si inserisce nel seminario permanente 2023, già ne avevamo viste altre due, tra cui quella di Carla Mori e Nick Bianchi, che ringrazio anche perché sono presenti qui in sala. Oggi presento la professoressa Maria Chiara Chiantore. È abbastanza difficile per me presentare la professoressa Chiantore perché è stata una mia studentessa, una delle prime, tra parentesi, studentesse che ho avuto. Si è laureata con me su un argomento all'epoca, esatto, un piccolo mollusco che vive nelle sabbie, diciamo, davanti a Chiavari. L'avevamo studiato per diverso tempo. Dopodiché la signora ha preso un dottorato di ricerca, se non vado errato, nel 96, ok? Lasciamo. E da allora è iniziata praticamente la sua carriera universitaria come ricercatore, professore associato, e incrociamo le dita, abbiamo già l'abilitazione e tutto il resto per l'ordinariato. Bene, non vi dico che cosa ha fatto nella sua carriera, nel senso che ha studiato tantissime diverse diversi ambienti. Uno dei primi ambienti forse è stato l'Antartide. L'Antartide, per cui per parecchi anni la professoressa è andata, ha partecipato alle spedizioni antartiche, all'epoca con un nostro grande collega, grande in tutti i sensi, anche perché era quasi 2 metri, Riccardo Cattaneo, che il Covid purtroppo ci ha portato via. Per parecchi anni ha partecipato alle spedizioni in Antartide, dopodiché Mediterraneo, con studi di diverse popolazioni. Mi piace ricordare le popolazioni dei ricci di mare, sarà perché sono goloso, e si trovano non tanto facilmente sui mercati, i ricci, e dove è stato fatto un lavoro anche da un punto di vista, se non vado errato, di genetica. No, abbiamo lavorato sull'acquacoltura del riccio di mare. Sull'allevamento. Bene, sì. dei ricci di mare. Ricordo con diciamo una certa nostalgia un nostro collega che studiava i ricci di mare e che diceva che per la raccolta dei ricci, non i ricci, litofaga, Dei datteri. dei datteri, ecco. È parola difficilissima, ma non mi veniva. I datteri di mare veniva usata la dinamite, per cui scalzavano tutta la roccia, praticamente, facevano delle pareti praticamente così pulite, sulle quali poi arrivavano i ricci che continuavano ad andare avanti e indietro, nutrendosi del film algare che aveva ricoperto queste pareti. Quindi ecco che un allevamento può aiutarci anche a capire come eventualmente combattere il riccio stesso, ecco, quando diventa così. Sì, appunto duplice un po' negativo. questo ruolo del riccio, questo problema del riccio, chiamiamolo. Altra cosa, l'Ostreopsis, una microalga che anche qui da noi, anzi proprio qui da noi, aveva creato problemi. Se vi ricordate, un po' di anni fa le persone sulla spiaggia si sentivano male, non si riusciva a capire che cosa fosse dovuto a questo malessere, ed erano le tossine che venivano liberate dall'alga quando erano in grosse quantità e venivano respirate con l'aerosol. Quindi ecco che c'era un interesse anche, diciamo, direttamente rivolto alla nostra salute. Ci sono
una quantità di pubblicazioni molto diciamo elevata, sì, di livello nazionale e internazionale. La signora fa parte dei referee di una ventina almeno di journal internazionali e premi eccetera non vado oltre perché mi sembra di incensare troppo. Poi dice, lo fa perché era la sua allieva. No, sono realtà. Le lascio la parola e ci sentiamo dopo. Allora, intanto la ringrazio il Presidente per avermi invitata a tenere questo seminario. È un vero onore naturalmente essere qui con voi e spero appunto di diciamo, introdurvi in questo nuovo ambiente diciamo, marino da restaurare, questa necessità del restauro degli ecosistemi marini. Non va le frecce? Non so se... Forse è stato toccato qualcosa lì. Grazie. Perfetto. Dunque, lo stato della protezione dei nostri ecosistemi marini è veramente molto modesto, sia su scala mondiale, qui vedete ci si parla di circa un 6% degli oceani globali diciamo, coperti da qualche misura di protezione, ma soltanto circa il 2% veramente protetti, cioè zone no take per eccellenza. In Mediterraneo la situazione non è in realtà, anche se i pallini si lasciano pensare molto meglio in realtà, però la situazione non è molto diversa, perché vedete che c'è circa un 6% del Mediterraneo diciamo, sotto qualche regime di protezione e addirittura soltanto lo 0,23% è severamente protetto, realmente protetto. E c'è anche un altro problema che purtroppo non sempre, peraltro, questa protezione è efficace, nel senso che non vengono realmente implementate delle misure per rendere efficace la protezione anche nelle aree marine protette. Inoltre la protezione non è in tanti casi sufficiente per consentire un vero diciamo, recupero di ecosistemi che in qualche modo sono stati disturbati anche laddove le cause diciamo, che hanno portato a questa regressione della biodiversità fossero state diciamo, rimosse. E di questo diciamo, si è resa ampiamente conto sia l'Unione Europea sia le Nazioni Unite, quindi qua diciamo, c'è semplicemente un elenco di quelle che sono state le direttive dell'Unione Europea dal 1979 con l'Habitat Directive fino al 2008 con la Marine Strategy, che avevano posto un focus proprio sulla necessità di conservare. Ma diciamo appunto dall'inizio degli anni 2000 in realtà diciamo, ci si è resi conto che appunto la conservazione da sola non è sufficiente. Ecco quindi nel 2020 la EU Biodiversity Strategy che ci sta chiedendo di andare a proteggere il 30% degli ecosistemi marini e terrestri di qua al 2030 e di sottoporre a un regime di seria protezione almeno il 10% di questi territori, sia marini che terrestri. Anche le Nazioni Unite diciamo, sono decisamente indirizzate su questa strada, sia con l'aver lanciato nel 2021 la decade del restauro ecologico, del restauro ecosistemico e attraverso l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Non solo, ma sempre dalle Nazioni Unite hanno lanciato nel 2021 anche una decade proprio del restauro ecologico, quindi si parla di una decade on ecosystem restoration e in più di nuovo l'Unione Europea recentemente sta diciamo valutando la possibilità di promulgare una vera e propria legge sul restauro ecologico, quindi si parla di una Restoration, EU Nature Restoration Law, che è tuttora diciamo ancora in fase di valutazione. E questa appunto è la strategia sulla biodiversità al 2030 che appunto ha cerchiettato diciamo, la parte che riguarda proprio la protezione e il restauro ecologico. Che cosa intendiamo per restauro ecologico? Il restauro ecologico fondamentalmente è andare ad assistere, ad aiutare gli ecosistemi che sono stati disturbati nella loro traiettoria naturale di recupero. Okay? Quindi non è che dobbiamo andare a intervenire in una maniera, diciamo, da stravolgere quello che c'era prima, cioè dobbiamo tornare a quello che c'era prima e cercare di aiutare, diciamo, nel ritornare a quello che era l'ecosistema preesistente. Sempre che quello fosse poi l'ecosistema che in questo momento può essere supportato, perché può essere che le condizioni al contorno siano talmente cambiate che non è neanche possibile, quindi bisogna
appunto è uno studio molto complesso, effettivamente quello che porta al restauro degli ecosistemi. Inoltre si parla di restauro attivo e passivo. Diciamo che è un termine che, diciamo, il restauro attivo ci mi sembra molto chiaro, no, il concetto, quindi diciamo proprio il concetto del restauratore, cosa che tra l'altro trovo bellissima, perché proprio il concetto di restaurare la natura fa proprio capire che la natura ha un valore straordinario come un'opera d'arte, no? E chiaramente il restauratore non è che guarda l'opera d'arte, interviene, e quindi questo è il restauro attivo. Il restauro passivo è qualcosa che è ancora un po', a mio avviso, un po' fumoso, ma diciamo che significa andare a implementare delle misure che attivamente prevengono un ulteriore disturbo, mettiamola così. Quindi, per esempio, creare dei campi ormeggio per le imbarcazioni aiuta, diciamo, il naturale recupero degli ecosistemi che possono essere impattati, proprio perché evita che ci siano degli ancoraggi, in sostanza. Quindi non c'è un'attività di andare proprio effettivamente a restaurare magari il posidonieto sottostante, ma attivamente evitare che succeda qualcosa, diciamo, che ulteriormente danneggi la situazione. Diciamo, i goal dell'ecological restoration sono complessi, per cui diciamo, il termine ultimo, diciamo, che si vuole andare a restaurare effettivamente addirittura il supporto alla biosfera che il singolo ecosistema è in grado di fornire. Quindi vedete, ci sono tutta una serie di step che vanno dal punto 1 al punto 11. È chiaro che noi, diciamo, restauratori ecologici, dobbiamo cominciare da quello step numero 1, ovvero la scelta delle specie sulle quali intervenire e operare appunto sul restauro di queste specie. Quindi quali specie ha senso andare a restaurare? Normalmente intanto si parte, diciamo, dal primo livello trofico, quindi diciamo dai vegetali, mettiamola così, anche perché normalmente sono, oltre a essere il primo livello trofico, quindi supportano tutta la rete trofica, ma spesso e volentieri hanno anche proprio un ruolo strutturante, quindi creano una terza dimensione normalmente nell'habitat e quindi sono fondamentali poi perché abbia successo anche il recupero degli altri organismi di questo sistema. E naturalmente bisogna scegliere specie che appunto già c'erano in questo ecosistema, non è che possiamo portare diciamo specie che ci piacciono ma che non avevano nulla a che fare con quel contesto. Eventualmente può essere utile andare a selezionare all'interno di quella specie che vogliamo andare a inserire genotipi magari più resistenti che quindi possono essere, diciamo, che possono garantirci una maggiore possibilità di successo. Quindi dicevo appunto prevalentemente si comincia con gli autotrofi, quindi con la componente vegetale, ma non è detto che non si debba anche intervenire sulla componente animale, soprattutto laddove abbiamo a che fare con degli ecosistemi molto frammentati nello spazio, per cui è molto difficile che anche gli organismi animali, pur se mobili, siano in grado di arrivare e ricolonizzare gli ambienti, diciamo, disturbati. Deve essere molto chiaro che il restauro deve essere sostenibile, ok? Quindi deve essere un restauro che non va assolutamente a danneggiare altri siti. Quindi diciamo dobbiamo assolutamente non considerare un restauro sostenibile quello che prevede andare a prendere organismi da un posto per portarli in un altro, perché in questo momento sto danneggiando chiaramente il sito cosiddetto donatore. Quindi dobbiamo avere delle ottime conoscenze, peraltro, dell'ecologia, della biologia, delle specie con le quali andiamo a lavorare. Dobbiamo mettere in atto delle tecniche anche di restauro sostenibili, cioè utilizzando per esempio materiali sostenibili da un punto di vista ecologico, sociale. Dobbiamo poi andare a monitorare anche in una maniera appropriata quello che stiamo facendo, quindi per poter capire il livello di successo del nostro intervento. Non è sempre banale scegliere gli indicatori più appropriati. E dobbiamo, e sono i due ultimi punti che vedete lì, coinvolgere i cittadini in questo e coinvolgere le imprese, perché veramente nell'ambiente terrestre c'è già un forte coinvolgimento delle comunità, diciamo, nel supportare interventi di restauro ecologico, e cosa che in mare ancora siamo veramente molto lontani dal riuscire a realizzare. Come sottolineavo anche la necessità di coinvolgere le imprese, cioè noi scienziati diciamo possiamo porre delle basi, sviluppare dei protocolli per realizzare certe attività, ma poi l'opera deve essere presa in mano da chi può farlo su ampie scale, ok? E certamente un aspetto che rende, un approccio che rende il restauro ecologico, a mio avviso, particolarmente sostenibile è quello di andare a lavorare sulla riproduzione in condizione controllata degli organismi che vogliamo andare a impiantare. Cioè se riusciamo ad allevare, e dicevo prima no, che c'è secondo me un importante connubio tra l'acquacoltura e il restauro ecologico, perché appunto riuscire a implementare delle tecniche
che ci consentano di allevare organismi, diciamo, protetti, organismi che comunque vogliamo andare a utilizzare in un disegno di restauro ecologico, e certamente sarebbe estremamente importante. Di nuovo, questo, diciamo, l'utilizzare la riproduzione è qualche cosa che, di nuovo, in ambiente terrestre è ben praticato, quindi pensate a diversi vivai, no, dai quali si possono andare, anche se mi dicono chi si occupa di restauro, diciamo, in ambiente terrestre, che non è per niente facile trovare dei vivaisti che, diciamo, che coltivino le specie autoctone, diciamo quelle che ha senso andare a restaurare, ecco. Però diciamo che la pratica di per sé è molto più certamente sviluppata che non in ambiente acquatico e in ambiente marino in particolare. Quindi diciamo questo, diciamo, andare a fare la riproduzione, realizzare la riproduzione di specie non è per niente semplice. Adesso vi farò vedere appunto alcuni esempi. Dobbiamo conoscere bene, appunto, dicevo, l'ecologia di queste specie. Ogni specie può avere delle specificità differenti, per cui anche la coltivazione di una può essere assolutamente diversa poi da quella che realizzeremo per per qualche altra specie, anche magari vicina ad essa. È importante riuscire a mantenere dei riproduttori, è importante riuscire anche magari ad avere anche più cicli riproduttivi nel corso dell'anno per poter aumentare la quantità di piccoli che si possono produrre, e io sottolineo sempre la necessità di strutture adatte, cioè di nuovo noi lavoriamo su una scala laboratoriale o poco più, e ci sarebbe bisogno che ci fosse invece un'azienda che veramente, come diciamo un floricoltore o un acquacoltore, ci producesse questi organismi in grosse quantità. Qualche esempio. Allora, qualche esempio, intanto cominciamo in realtà ancora con un minimo diciamo, di background, per sottolineare quanto il restauro negli ambienti ecologico e nell'ambiente marino sia veramente la Cenerentola ancora. Quindi vedete, circa il 5% di tutte le attività di restauro su scala mondiale riguardano attualmente gli ecosistemi marini ed estuariali. Diciamo i gruppi tassonomici, immagino che insomma, è un po' difficile riuscire a vedere queste da lontano, immagino queste immagini, comunque diciamo che soprattutto le specie di ambienti salmastri sono state più oggetto di restauro, e c'è anche un po' di attività che riguarda, vedremo tra poco, le nostre amate macroalghe. Quindi uno dei gruppi appunto sui quali stiamo lavorando sono le macroalghe marine, che sono appunto responsabili della creazione di quelle che sono chiamate marine algal forest, quindi foreste marine algali, che hanno un ruolo assolutamente non diverso da quello che in ambiente terrestre hanno le foreste, no? Quindi producono ossigeno, producono materia organica, quindi immobilizzano carbonio, e soprattutto, dicevo, costruiscono habitat, perché appunto le alghe, quelle che saranno appunto oggetto del nostro lavoro, sono alghe brune, strutturanti, che come vedete in questa immagine, diciamo, troviamo in tante parti del nostro pianeta, soprattutto nelle regioni temperate e fredde. Nelle regioni, diciamo, oceaniche abbiamo delle alghe brune di grandissime dimensioni, quindi con talli si dice lunghi 15-20 metri, quindi è chiaro, capite bene che il creare foreste è molto evidente. Da noi la foresta, diciamo, si limita a 1 metro, 1,5 metri quando andiamo, diciamo, sulle alghe subtidali, quindi sott'acqua. Nell'intertidale, quindi dove frange l'onda, parliamo di 30-40 centimetri, però è comunque una tridimensionalità importante che viene fornita all'ecosistema. In Mediterraneo, appunto, queste alghe brune sono presenti in particolare con un genere, che adesso è chiamato genere Cistosera sensulatum, perché contiene, in realtà raggruppa tre diversi generi, che sono Gongolaria, Cistosera ed Ericaria. Sono circa 40 specie, è un hotspot di biodiversità di questo gruppo sistematico, il nostro Mediterraneo. E purtroppo appunto le specie che troviamo appunto dagli 0 ai 40 metri sono quasi tutte diciamo sottoposte ad una certa notevole livello di regressione, quindi stanno un po' tendendo a scomparire per vari motivi, come sta accadendo anche a livello globale per le altre foreste algali. Motivi vari: cambiamenti climatici, eutrofizzazione, sviluppo, diciamo, antropizzazione delle coste, sedimentazione, quindi vari motivi che effettivamente stanno portando, diciamo, di stressori sia globali sia locali, che stanno portando un po' alla riduzione di queste foreste algali. E quindi si sta cominciando anche su queste a intervenire con delle azioni di restauro. Quindi questo che vedete è una mappa, se vogliamo, di alcune delle principali azioni di restauro che sono in corso d'opera sulle foreste algali a livello globale, e quel numero 9 che vedete sul Mediterraneo è fieramente il nostro progetto, per cui sono molto fiera di potervi raccontare appunto di questo che stiamo facendo, di questa attività che stiamo facendo nell'ambito di alcuni progetti insieme ad altri colleghi, perché questi sono appunto, questi progetti che vedete
sono in realtà di altri colleghi che sono ben contenta naturalmente di citare, che sono il progetto Merces, il progetto Afrimed, il progetto Mares, che è un piccolo, i primi due sono due progetti europei, il progetto Mares invece è un progetto regionale, è un PRIN, scusate, di un collega sardo. Oggetto, diciamo, del restauro ecologico è anche una delle, una delle attività all'interno del Centro Nazionale Biodiversità, che è una delle azioni finanziate dal PNRR attraverso il MUR, è proprio rivolta al restauro ecologico, quello che vedete lì sotto in verde, Restore Biodiversity and Ecosystems, e quindi anche in questo contesto questo progetto che prende il nome di Mares, e lì vedete tutti i partecipanti a questa attività, avrà proprio come target questo, il restauro di vari tipi di ecosistemi, li vedete qua indicati, quindi a partire diciamo, dalle alghe, dalle foreste algali fino alle profondità, diciamo, al deep sea, vari ecosistemi che saranno oggetto di restauro. E qui vedete una prima mappa, stiamo proprio iniziando adesso, per cui è ancora tutto molto preliminare, ma questa è una prima mappa di dove andiamo a dove prevediamo di andare ad intervenire e quali sono gli ecosistemi che saranno appunto oggetto degli interventi di restauro. Però adesso vi racconto il passato, invece esperienze che abbiamo già realizzato e che, diciamo, che sono state in effetti poi anche alla base di quello che andremo a sviluppare prossimamente. Quindi in particolare vi parlerò, per quanto riguarda appunto le nostre cistosere, del progetto Rock Pop Life, che è un progetto LIFE, quindi finanziato sempre dall'Unione Europea attraverso lo strumento LIFE, che si chiamava Rock Pop, ed è terminato un anno e mezzo fa ed è stato, diciamo, sostituito da pochi mesi fa dal progetto Reforest, appena iniziato proprio. Quindi nel caso di Rock Pop abbiamo lavorato su due specie diciamo, di cistosera, con la nostra specie intertidale che vedete qua a destra, che si chiama Ericaria mentacea, e con una specie invece subtidale, quindi che sta sott'acqua, che è Gongolaria barbata nel Golfo di Trieste, quindi coste liguri e coste adriatiche, nord adriatiche. Chiaramente parliamo di ambienti, di specie che vivono in ambienti molto diversi e quindi con sfide molto diverse. Nel caso della nostra specie che vive dove è Frangelone, Ericaria, il problema maggiore è chiaramente l'idrodinamismo. Abbiamo sperimentato sui nostri impianti purtroppo la forte mareggiata del 2018, che potete immaginare che effetti devastanti abbia avuto, ma in realtà il problema quotidiano più importante è la desiccation, quindi il fatto che i nostri impianti per magari vari giorni restino prevalentemente fuori dall'acqua perché si crea magari un periodo di alta pressione atmosferica che mi crea una stabilità tale dell'acqua che le nostre piastrelle tendono ad asciugarsi eccessivamente. Viceversa, nell'Adriatico il problema maggiore è stato quello del pascolo degli erbivori, dicevamo il riccio di mare, in questo caso non era riccio, erano le salpe, e anche i problemi legati a delle heat wave che hanno alterato, quindi da onde di calore che hanno alterato il ciclo riproduttivo della specie. Chiaramente per cominciare il lavoro abbiamo dovuto andare a investigare la reale presenza di queste specie, no, che volevamo impiantare laddove avremmo voluto andare ad operare. Quindi qua vedete la Liguria, là vedete il Golfo di Trieste, intravedete perché è molto sfumata. E in alto c'è diciamo una mappatura di quelle che erano le cistosere nella fine dell'Ottocento per la Liguria e di là invece negli anni 90 per il Golfo di Trieste, e quella che è la situazione attuale. Per cui non so se si evince, ma qua nella zona delle Cinque Terre, per quanto riguarda la Liguria, era scomparsa appunto Ericaria mentacea, che un tempo era presente. Quindi l'obiettivo del nostro progetto cos'è stato? Andare a scegliere dei siti riceventi, quindi le aree marine protette di Miramare e delle Cinque Terre, sulle quali realizzare le opere di impianto partendo da dei siti donatori che per quanto riguarda le Cinque Terre era rappresentato dall'area marina protetta di Portofino e invece per l'Adriatico per l'area marina protetta di Strugnano, quindi in Slovenia. Come si fa il restauro di queste macroalghe? Allora, diciamo, l'approccio più antico e certamente poco sostenibile è quello di andare a prendere una piantina da una parte e portarla dall'altra. E certamente non era la nostra scelta. La seconda e la terza opzione invece è quella di o coltivare queste piantine in laboratorio, vi spiego come, oppure diciamo prendere
le parti riproduttive di queste, chiamiamole piantine, e posizionarle in mare, in situ, nella parte che deve essere ricevente. Quindi qua ecco che vengono rilasciati i semi, ed ecco i semi, chiamiamoli semi, perdonatemi, uso un po' un linguaggio diciamo non proprio tecnico, vengono rilasciati appunto i propaguli, che quindi a questo punto mi si depositano sul fondo e mi generano la mia nuova popolazione. Quindi questi due approcci, certamente il secondo e il terzo, sono sostenibili, perché non andiamo a intaccare la popolazione donatrice, se non andando a prendere proprio un po' di queste porzioni apicali che potete immaginare, chiaramente impattiamo veramente in maniera molto modesta. Quindi questa è stata la scelta, quella della semina in laboratorio del nostro progetto. Quindi appunto cosa facciamo esattamente? Vedete, prendiamo la parte terminale delle fronde di queste alghe, che nella stagione opportuna sono cariche appunto delle strutture riproduttive. Ne prendiamo proprio pochi ciuffetti per ciascuna piantina, raccogliamo un certo numero di questi ciuffetti, li portiamo in laboratorio, li puliamo, li lasciamo per una 24 ore, qua vedete i momenti della raccolta sul campo. Li lasciamo per una 24 ore più o meno in frigorifero al freddo, così le stressiamo un pochino, e l'indomani seminiamo dei dischetti di terracotta. Quindi vedete il posizionamento su questi dischetti di terracotta di questi apici di Cistosera, continuo a chiamarla Cistosera anche se ormai si chiama Ericaria. Perché la terracotta? Perché è un materiale sostenibile, è un materiale biodegradabile, è un materiale naturale, e quindi diciamo è una scelta diciamo ecologica, sicuramente di sostenibilità. Dopo 24 ore noi togliamo questi apici e comincia la coltura, quindi tutti i semini, se vogliamo, sono caduti, sono attaccati alla piastrella, e poi portiamo avanti la coltura per circa 3 settimane. Qui vedete appunto dei momenti di questa coltura, fino a che appunto crescono queste piantine fino a diciamo a 2-3 millimetri di altezza. Chiaramente forniamo i fertilizzanti, cambiamo l'acqua, c'è un mare di lavoro qua dietro, potete immaginare, per poterli mantenere nei nostri laboratori lontani dal mare. E abbiamo coltivato, vedete, circa 2000 piastrelle, grosso modo, in questi anni del progetto. A questo punto c'è il posizionamento in mare, quindi quando queste piantuline sono alte circa 2-3 mm, vedete le immagini, le posizioniamo in mare. Anche qui abbiamo scelto un approccio, a nostro avviso, sostenibile. In cosa consiste? Nelle forare la roccia effettivamente con un trapano subacqueo, posizionando quindi una vite e un tassello d'acciaio, una vite d'acciaio e un tassello. Perché è sostenibile? Perché lo possiamo anche rimuovere, possiamo riutilizzarlo e non va certamente perso in mare, ok? Mentre invece la tecnica, diciamo, normale sarebbe quella di attaccare queste piastrelle con delle resine epossidiche, insomma comunque con del materiale sintetico, certamente un po' più impattante, che poi non si stacca mai più dalla roccia, sappiamo bene che resta veramente per decenni. E quindi diciamo questo è stato il nostro approccio. Poi appunto è utile anche perché se perdiamo la piastrella possiamo risostituirla usando esattamente lo stesso posizionamento. Quindi qui vedete appunto alcune fasi di perforazione della roccia, le piastrelle appena posizionate in mare. Dove le abbiamo portate? Le abbiamo portate appunto alle Cinque Terre, in 2 siti differenti, sia nelle 2 zone A dell'area marina protetta delle Cinque Terre, quindi a Montenero dalla parte diciamo più di Levante, e a Punta Mesco per il lato invece più occidentale. In 10 siti, andando a ricoprire circa 650 metri di costa. Poi ci sarebbe un pezzettino di video, non so se forse cliccandosi, non so se va, se torna indietro. Questa era una giornata calmissima, naturalmente, ma dovete immaginare le nostre piastrelle che erano state in laboratorio fino a 12 ore prima, in un'acqua ferma, tranquillissima, e che improvvisamente si trovano, diciamo, schiaffeggiate dalle onde, anche se era una giornata veramente di mare piattissimo, perché quando lavoriamo dobbiamo essere in condizioni veramente di mare tranquillissimo. E quindi è chiaro che tanti piccolini li perdiamo nei primi giorni di impianto, però come poi si vede da questa immagine, complessivamente vedete dal tempo zero a circa 4-5 mesi dopo, vedete come appunto quelli che sono diciamo sopravvissuti crescano ampiamente, quindi diciamo già nel giro di 4-5 mesi parliamo di piantine alte circa 3 centimetri grosso modo, 2-3 centimetri. E da un anno all'altro li vediamo crescere, quindi qua vedete un impianto, questa è una foto fatta nel 2021, questa qui, quindi questo era un impianto che era stato fatto nel 2019 e fotografato nel 2020, dove vedete una piastrellina nuova e la piastrellina dell'anno precedente, del 19. Questa è una foto fatta nel 2021 dove vedete quella messa nel 2020, che era quella lassù in cima,
e quella messa nel 2019 che era questa qua. Quindi vedete che sono cresciute, quelle diciamo che a 2 anni ha raggiunto circa i 15 centimetri di lunghezza del tallo, e invece quella che ha un anno grosso modo 7-8 centimetri. Ma la cosa più importante è che sono in grado di riprodursi, cioè abbiamo potuto vedere che queste piantine sono fertili, nel momento opportuno sono fertili, e questa è la cosa più importante, perché non è che possiamo andarle ad impiantare, poi se muoiono, se non sono in grado di riprodursi, è chiaro che il nostro lavoro è stato totalmente inutile. E quindi questa è stata per noi una grossissima, diciamo, conferma della validità di quello che stavamo facendo. Qualche immagine, abbiamo migliorato chiaramente le nostre tecniche di impianto, quindi abbiamo appunto visto che il problema della desiccation, quindi dell'esposizione all'aria aperta, era veramente un problema grosso. E chiaramente andando a posizionare i dischetti laddove dovrebbero stare, cioè dove sta normalmente la cistosera, là dove c'è dei popolamenti belli fitti, non è che l'abbiamo messa troppo in alto nella scogliera, però dentro a questo range, un po' più in alto o un po' più in basso, c'è una bella differenza. Vedete che nel tempo, qua ci sono le settimane dall'impianto, quelle posizionate un po' più in basso sono le barre grigie, c'è una sopravvivenza del 70-80%, oltre l'80% abbondante, quelle invece che stanno un po' sotto, sono state un po' sopra, perdonatemi, invece vedete che nel giro di poche settimane tendono assolutamente a scomparire. Impianti fatti in anni diversi, insomma vedete che piano piano la tecnica l'abbiamo sempre più affinata, capendo appunto che il posizionamento sulla scogliera era particolarmente, diciamo, tricky. E dove abbiamo messo giù queste piantine c'è stato anche un impatto, diciamo, chiamiamola, sulla qualità ecologica del tratto di costa. C'è un indicatore di qualità ecologica che è un indice che si chiama Carlit, che è proprio basato sulla presenza di queste alghe. E beh, insomma, l'indice è passato da 0,72, che era già buono per carità, ma a 0,9, quindi insomma ottimo. E quindi decisamente una, diciamo, una pratica che possiamo dimostrare che ha anche degli effetti, diciamo anche dal punto di vista della performance, che dobbiamo dimostrare all'Unione Europea di stare migliorando la qualità ecologica dei nostri tratti di mare. E abbiamo anche coinvolto un po' la citizen science in questo, non lì alle Cinque Terre, ma qua a Magnasca, a Portofino, in collaborazione con i colleghi di Outdoor Portofino. Abbiamo fatto anche degli impianti lì proprio a scopo, diciamo, divulgativo, e i ragazzi, insomma, la gente che frequentava la spiaggia poteva fare delle fotografie dei dischetti, potevamo monitorare la crescita di queste piantine nel tempo. In Adriatico, dicevo, hanno avuto problemi di onda di calore, per cui c'è stato un febbraio straordinariamente caldo, 3-4 gradi più caldo del solito, in un'ondata di calore, e questa povera cistosera barbata, gongolaria barbata, ha pensato di essere in primavera e quindi ha cominciato a sviluppare, diciamo, gli organi riproduttivi. E per fortuna se ne sono accorti i colleghi del posto e hanno fatto delle colture con un certo successo, vedete la barra azzurra. Ritornando però nel periodo che sarebbe stato quello corretto, quindi nel mese di maggio, poverine, le piantine hanno riprovato a riprodursi, ma lo sforzo che avevano fatto prima ha fatto sì, vedete, che il successo riproduttivo è stato la barra arancione molto più modesto. Quindi vedete il forte impatto delle onde di calore sulle nostre attività poi alla fine. E ovviamente anche sulla performance in natura, perché dovete immaginare le piantine che sono state rilasciate, diciamo, a febbraio, poi dopo hanno risperimentato il freddo, perché è stata soltanto un'onda di calore, no? Per cui chiaramente in natura non sono sicuramente sopravvissute. Parliamo poi dell'Adriatico, quindi di un ambiente particolarmente freddo. Ok, anche in questo caso l'ambiente diverso ha imposto anche tecniche di impianto differenti, quindi non abbiamo potuto fissare le singole piastrelle, ma vedete abbiamo fatto dei frame dove abbiamo potuto posizionare i dischetti e poi fissare il frame al substrato. Abbiamo usato delle gabbiettine per evitare che le piastrelle, che i dischetti venissero brucati dagli erbivori. E vedete appunto come i dischetti protetti, che sono questi qua arancioni, rispetto a quelli non protetti, mostrano una crescita, una sopravvivenza dei piccolini molto superiore naturalmente. Lasciamo le alghe e passiamo invece alle patelle. Le patelle, quindi qua passiamo in realtà ad un ambiente quindi ancora un po' più superficiale, perché la nostra patella ferrugina, che è questa specie fortemente minacciata di estinzione, è considerata una delle specie più minacciate di estinzione di tutto il Mediterraneo, è una specie peraltro endemica del Mediterraneo occidentale. E qui vedete quella che era la distribuzione nota di questa specie, diciamo alla fine dell'Ottocento, e attraverso questo progetto Relife abbiamo, diciamo, prelevato alcuni individui dell'area marina protetta di Tavolare, dove è ancora presente con discreti numeri. Li abbiamo portati qua in Liguria in un laboratorio del CNR con i quali collaboriamo,
ubicata a Camogli, e lì adesso vedrete abbiamo realizzato la riproduzione controllata di questa specie. Questa è la distribuzione attuale di Patella ferruginea, quindi vedete che è una specie attuale al 2018, attenzione, quindi è una specie che è presente in grosse popolazioni, vedete i pallini più grossi, soprattutto diciamo nel Nord Africa, tra il Marocco e la Tunisia, invece l'Algeria ancora. E invece popolazioni diciamo abbastanza cospicue le troviamo ancora in Corsica e in Sardegna, e diciamo che in tutte diciamo, le coste continentali è praticamente considerata assente. In Liguria sappiamo, che siamo certi che ci fosse, perché è stata probabilmente scomparsa forse in tempi molto recenti in realtà, però la certezza che ci fosse ce l'abbiamo soltanto da delle sepolture del Paleolitico e del Neolitico, perché alle arene candide compaiono le patelle ferruginee nelle addobbi funerari del principe. E quindi insomma certamente questa specie era presente. C'è stata anche qualche segnalazione in tempi recenti anche del collega Tunesi a Portofino, però appunto mai confermata, mai in realtà pubblicata, anche se si continuava a riportare questa possibile occorrenza. Bene, nell'ambito del progetto, come primo risultato, abbiamo trovato Patella ferruginea in Mar Ligure. L'abbiamo trovata e vedete già nel 2019 abbiamo pubblicato questo lavoretto, trovando 32 esemplari, vedete soprattutto nel Levante Ligure, tra Portofino e le Cinque Terre, soprattutto nelle Cinque Terre. Gli anni successivi, continuando ad andare insomma, ripetendo le varie osservazioni, anche in collaborazione con ARPAL, perché nel frattempo nell'ambito della Marine Strategy ARPAL sta conducendo, e anche altre ARPE nazionali stanno monitorando la presenza di questa specie, insomma attualmente ne abbiamo censiti 76 esemplari. È un numero piccolissimo chiaramente, quindi semplicemente ci dice che patella può stare in questa zona, e quindi se vogliamo corrobora ulteriormente il nostro sforzo di riportarcela con grossi numeri, perché chiaramente se di nuovo in realtà non ci fosse più stata, o comunque effettivamente non avremmo avuto la certezza che l'ambiente era ancora idoneo, anche se un tempo certamente lo era stato. E faccio notare che la concentrazione è sempre soprattutto nel Levante. I momenti di recupero di questi esemplari a Tavolara, varie tecniche di trasporto, questo è il laboratorio di Camogli, che sembra molto grande con questa visione zoom, ma in realtà vi garantisco sono proprio due basche piccoline dove possiamo lavorare. Vedete le patelle sulle piastrelle di granito, che abbiamo fatto delle piastrelle di granito apposta per fargli ricordare i graniti sardi dai quali arrivavano. Grandi difficoltà anche a far crescere il biofilm su questi substrati, perché loro sono brucatori, quindi diciamo mangiano l'epego, quella patina, quel biofilm algare che cresce sopra i substrati. E quindi in un ambiente chiuso, insomma, potenziare questa crescita vi assicuro che non è banale. Dovevamo imparare a sapere quali erano maschi e quali erano femmine, perché non ce lo dicono, non si può vedere dall'esterno, e quindi collaborando con un collega spagnolo con il quale abbiamo realizzato gran parte di questo progetto, che si chiama Javier Gallart, abbiamo realizzato la biopsia di questi esemplari, una biopsia assolutamente non letale, per cui siamo in grado di sessarli, e vedete quindi gli possiamo dare un tocchettino di smalto rosso o blu per identificare, ci scriviamo sopra il numero, e quindi possiamo sapere con quali esemplari stiamo lavorando. Li abbiamo posizionati anche poi un po' in natura per farli maturare, diciamo, sessualmente in maniera più, diciamo, naturale. E poi finalmente, diciamo, l'induzione all'emissione di questi gameti. Allora, la fertilizzazione dei gameti, quindi ottenere gameti maschili e femminili, era già stata fatta, diciamo, però in maniera invasiva, cioè andando a tagliare, a uccidere la patella, prendendo lo sperma e le uova, mescolando e via. Noi ovviamente lavorando con una specie protettissima, questo non lo possiamo fare, quindi dovevamo convincerli a emettere i gameti senza uccidere in sostanza queste patelle. E vi assicuro che la cosa è stata faticosissima, almeno per 2 anni non siamo riusciti ad ottenere assolutamente nulla. Abbiamo tentato, vedete quell'elenco lì di trattamenti più tremendi, ma al tempo stesso non letali, quindi sbalzi di temperatura, metterli un po' all'asciutto, un po' in acqua, shock di osmolarità, quindi acqua più o meno salata, veramente di ogni cosa. E poi finalmente è successo questo evento che ormai per noi è diventato una routine, perché ormai devo dire che abbiamo sviluppato un protocollo, se vedrete, in cui riusciamo a far emettere i gameti maschili e femminili dai due sessi.
E questo è il protocollo che abbiamo, quindi è una serie, vedete, una sequenza ben precisa di stress che devono essere, a cui devono essere sottoposti, e qualche piccola magia anche, e poi diciamo che un po' di scaramanzia c'è sempre quando facciamo queste cose, e vabbè, abbiamo pubblicato insomma recentemente diciamo, questo protocollo. Quindi qui vedete tutte le fasi del ciclo diciamo dalla fertilizzazione lassù in cima, alle prime divisioni cellulari fino alla larva che si chiama veliger, e poi al pediveliger, che è quello che comincia a sviluppare il piede e comincia a sondare il substrato per decidere di attaccarsi, fino alla patellina. E qui vedete, insomma, ci mettono tanto tempo, ecco, in realtà passano un sacco, o meglio, ci mettono un paio di giorni per arrivare a essere pronti a esplorare il substrato. E per fortuna non mangiano in quei 2 giorni, per cui questo ci toglie una grossa difficoltà. Dopo però vanno avanti per quasi un mese a essere indecisi, diciamo, cioè se sto in acqua no mi attacco, sto in acqua non mi attacco, e a quel punto comunque noi li mettiamo in una vasca dove abbiamo posizionato, vedete, un sacco di substrati biofilmati, e piano piano questi cominciano ad attaccarsi ai substrati. Dopo qualche settimana, vedete, qualche giorno, 7-11 giorni dalla fertilizzazione, vedete appunto ormai delle post larve. Cresce da dei giovanili molto variabile, come succede sempre quando si allevano, diciamo, degli invertebrati, c'è una grandissima variabilità nelle velocità di crescita, quindi dopo circa 100 giorni vedete come cambia anche radicalmente la morfologia della patellina, e poi dopo assume appunto questa forma che è molto particolare, molto irregolare, il contorno della conchiglia, vedete intorno ai centimetro, tra un centimetro e i 3 centimetri di taglia. Anche conoscere questi, diciamo, dettagli del ciclo riproduttivo è stato molto importante anche per fare un po' di ipotesi sull'origine di queste patelle che troviamo in Liguria, da dove arrivano questi 70 esemplari. Certamente non sono prodotti da qua localmente, però diciamo i tempi che abbiamo visto, no, di sviluppo di queste larve, il tempo che ci mettono a insediarsi, è compatibile col fatto che gli esemplari che troviamo, vi faccio notare prevalentemente nella zona del Levante ligure, arrivino effettivamente dalla Corsica e dalla Sardegna, perché appunto queste, vedete, possono raggiungere una dispersione di circa 280 km, quindi questo è compatibile proprio con la distanza, diciamo, delle popolazioni grosse sardo-corse con il Levante della Liguria. E quindi questo ci fa, diciamo, stiamo infatti portando avanti l'ipotesi di un altro progetto in cui vogliamo andare a creare degli hotspot di densità di questa specie nell'arco ligure, in modo da consentire nel tempo, no, di colonizzare piano piano il territorio. Momenti vari qua in laboratorio, come vedete le piccolini che crescono, queste strutture blu che abbiamo fatto costruire per trasferire gli esemplari, perché capite bene che non possiamo prendere questi esemplari uno a uno e portarli sulla scogliera, no? Per cui abbiamo una sorta di autobus, diciamo che sono queste piastrellozze blu, sulle quali li trasferiamo per poterli portare in mare. Dico la verità, il primo anno non abbiamo avuto un grosso successo, nel senso che c'è stata purtroppo un'elevatissima mortalità durante l'estate in laboratorio, veramente da un giorno all'altro c'è morta 7 decimi, diciamo, della popolazione, pazzesco, ma è stato può essere che sia stato un inquinamento dell'acqua, perché c'è il depuratore di Camogli che ogni tanto, e quindi l'acqua che abbiamo, può darsi che abbia avuto qualche problema. Periodo estivo, e quindi è stato più stressante. Però appunto negli anni stiamo continuando in realtà a fare, in questo momento abbiamo circa 1500 piccolini in vasca, ci mettono circa un anno però a essere pronti per essere posizionati. Nuova sfida che stiamo affrontando, Pinna nobilis. Pinna nobilis è sempre un altro progetto LIFE che si chiama Life Pinna, era diffusa diciamo in tutto il Mediterraneo, i pallini verdi che vedete là, e purtroppo dal 2016 grosso modo stiamo sperimentando, e questa è una mappatura del dicembre del 2022, una scomparsa praticamente di questa specie, quindi tutte le zone che vedete in rosso sono zone nelle quali è stata una scomparsa fino al 90% o anche oltre, superiore al 90% alla linea rossa, quindi nel 95, maggiore del 95% mortalità in tutto il Mediterraneo. Questo a causa di una congiunzione, diciamo, di patogeni, c'è un Haplosporidium che è un protozoo e anche dei batteri, quindi non si sa bene tra l'altro chi dei due sia, diciamo, maggiormente responsabile, se i batteri arrivano dopo l'infezione col protozoo, eccetera.
Allora, anche in questo caso c'è poca letteratura anche sul mantenimento in cattività. Anche in questo caso vogliamo lavorare cercando di riprodurre alcuni esemplari sopravvissuti e ottenere quindi dei piccolini per poterli inserire in ambiente. Bisogna dargli da mangiare e vi assicuro che dar da mangiare a Pinna nobilis, parliamo di diciamo, molluschi di queste dimensioni almeno, vuol dire dargli un sacco di alghe da mangiare, perché microalghe da mangiare, perché sono filtratori, e quindi questo implica avere delle colture algali. Qua vedete appunto le nostre varie specie algali che abbiamo in laboratorio, e alcune, vabbè, i bioreattori sono appena all'inizio, ma diciamo che abbiamo appunto installato 4 bioreattori da 40 litri che continuiamo naturalmente a riempire in continuazione per far proliferare queste alghe e dargli da mangiare 2 o 3 volte alla settimana agli esemplari. In questo momento queste vasche sono quelle che abbiamo allestito, e vedete abbiamo 4 vasche grosse di circa 250 litri per gli adulti, delle vaschette per i piccolini. In questo momento non abbiamo ancora, adesso poi torno indietro, non abbiamo ancora Pinna nobilis, l'avremo a breve, ma stiamo cominciando a lavorare per impratichirci con un'altra specie abbastanza affine, che è Atrina fragilis. Quindi da dall'inizio di dicembre dell'anno scorso sono arrivati 7 esemplari adulti di Atrina e 2 piccolini, e li stiamo per ora mantenendo in buona salute in queste vasche, appunto con un bel lavoro effettivamente che c'è dietro, naturalmente sempre di gestione di questo impianto. Allora, cosa si sa dal punto di vista riproduttivo? Diciamo, anche in questo, non vi avevo detto che Patella ferruginea è una specie che cambia sesso, quindi normalmente nasce, diciamo, maschio, poi diventa femmina, può anche eventualmente ritornare a essere maschio. Anche Pinna nobilis è ermafrodita, però simultaneo, ok? E con una maturazione asincrona dei gameti, per cui maturano diversamente i gameti maschili e quelli femminili. Raggiunge la maturità sessuale dopo circa 2 anni e emette i gameti tra giugno e agosto. E stavolta c'è una fase larvale un po' più lunga, di circa 10 giorni, e la larva, ai noi, mangia. Per cui in questi 10 giorni bisogna anche darle da mangiare alla larva, mentre potevamo evitare di farlo con Patella ferruginea. E quindi quello che c'è veramente pochissimo in letteratura sull'argomento, ma l'unico lavoro in cui hanno ottenuto i piccoli e li hanno mantenuti per un po' è questo lavoro di colleghi spagnoli, che hanno ottenuto quindi lo spawning apparentemente in maniera molto semplice, con lo shock termico, cioè facendo saltare, diciamo, gli esemplari dai 15 gradi ai 25 gradi alternativamente più volte. È un metodo tipico che si utilizza anche per i mitili, per intendersi. Quindi l'emissione in questo caso è facile, almeno apparentemente facile. Le larve però non sono riuscite a portarle a termine, quindi le hanno tenute per circa 7 giorni e poi non sono andati oltre, quindi la coltura è cresciata e quindi evidentemente qualche problema c'è stato di mantenimento. E qui vedete appunto le alghe, microalghe che gli davano da mangiare, e quindi noi appunto stiamo organizzandoci in questa direzione. Quindi diciamo questa nuova sfida con Pinna nobilis, appunto messo a confronto, no, le sfide di Patella ferruginea con quelle di Pinna nobilis, da un lato il grosso problema era far emettere i gameti, dall'altra parte sappiamo come farli emettere, ma non sappiamo mantenere la larva, e quindi speriamo di riuscire a rendere, scusate qua un po' di fumetto, possibile quello che era, diciamo, che è apparentemente impossibile. Speriamo di riuscire davvero a farlo. Ultime veramente 2 parole, perché qua stiamo veramente, siamo ancora più che all'inizio, cioè Pinna, diciamo, ormai è un annetto che stiamo lavorando, almeno con Atrina, e quindi insomma cominciamo a essere già un po' più sul pezzo, ma diciamo c'è anche un discorso di restauro di Posidonia oceanica. Diciamo non è una grossissima novità di restauro di Posidonia oceanica, e recentemente è terminato un grosso progetto sempre LIFE che non ci vedeva coinvolti, per carità era un progetto di ISPRA fondamentalmente, che ha fatto tutto un censimento e anche prodotto dei manuali di best practice sul restauro di Posidonia, che appunto è una pratica ormai anche piuttosto ben implementata in tante zone, anche per realizzare opere di compensazione, cioè laddove devo spostare un molo e c'è del posidonietto sotto, ecco che devo per forza, diciamo, portarlo da un'altra parte, ok? E quindi si può fare in varie maniere. Lì vedete come si può dire, delle strutture di cemento, molto naturalmente pesantissime da gestire, quindi devono essere movimentate con delle navi, che vengono riempite di sabbia e che possono essere poi riempite di fronde di Posidonia.
È chiaro che però anche qua c'è un discorso di sostenibilità, no? Cioè dove le prendo queste fronde? No? Le prendo dalla popolazione naturale o le prendo spiaggiate o meglio ancora galleggianti o staccate sul fondo e sono ancora belle vive, belle vivaci. È chiaro che c'è proprio una diversa sostenibilità dei due approcci e ovviamente ne occorrono dei numeri anche molto elevati. Qui vedete appunto un esempio, un primo tipo di approccio. Un altro approccio è questo qua, usando queste sorte di rampini, chiamiamoli, no? Che consentono nuovamente di andare a fissare al fondo le fronde. Questo è un altro approccio che è stato utilizzato anche dalla collega Montefalcone recentemente, che avete sentito in un'altra conferenza pochi mesi fa qua in Liguria, facendo qualcosa che avevano già fatto anche nell'arcipelago toscano. E si tratta di utilizzare delle biostuoie, quindi dei materiali in questo caso molto biocompatibili, sono di fibra di cocco, poi fissato poi al fondo con una griglia, vedete, di metallo, nella quale nuovamente vengono posizionati i ciuffi, vedete, di Posidonia al fondo con dei picchetti. Però diciamo quella è la strada che vorremmo cercare di esplorare quest'anno nell'ambito appunto del progetto di cui vi parlavo prima del Centro Nazionale Biodiversità è nuovamente quello della riproduzione controllata, nel senso che, non controllata un attimo, nel senso che approfittiamo della fioritura straordinaria che Posidonia ha realizzato quest'anno un po' in tutto il Mediterraneo. Sapete che la Posidonia è una pianta superiore, produce fiori e frutti, cosa che però non accade regolarmente. Quest'anno c'è stata veramente una fioritura straordinaria un po' in tutto il Mediterraneo. Stiamo aspettando, le nostre colleghe stanno appunto monitorando e stanno confermandoci che ancora i frutti sono belli attaccati ancora alle piante. Hanno già raccolto qualche semino in Sardegna e qui vedete le nostre piantine, il nostro baby Groot che sta crescendo nel nostro laboratorio dentro insomma, veramente super sperimentale in questo momento, però l'idea è adesso, abbiamo anche qui cercando di mobilitare la citizen science, in che maniera? Coinvolgendo i diving, coinvolgendo tutti diciamo, gli operatori diciamo, che portano per attività sportive in mare della gente, segnalare gli spiaggiamenti eventuali o comunque il rinvenimento in mare di questi frutti, queste olive di mare, no, della Posidonia, e segnalarceli, farceli avere o andiamo noi poi a recuperarli, e a questo punto in laboratorio a Camogli contiamo appunto di cominciare in grosse quantità a produrre queste piantine, con l'idea poi di posizionarle con le biostuoie che avete visto utilizzare prima. Naturalmente questo è il lavoro di tutta una squadra, sono qua io a parlare, ma voi vedete appunto colleghi qua di Genova, colleghi della Sardegna, abbiamo i nostri social, sia per quanto riguarda Relife, che per quanto riguarda PIN, che per quanto riguarda Rock Pop, un mare di gente coinvolta di vari enti. Questo è il gruppo di lavoro sulla cistosera dei colleghi adriatici, e questa diciamo, è la squadra nostra genovese in questo momento diciamo, operativa sul progetto PINNA e anche sul progetto diciamo, che riguarda il Centro Nazionale Biodiversità, e devo veramente ringraziare tutti quanti perché è veramente un grosso lavoro di squadra, e questi sono soltanto alcuni diciamo, degli attori, perché poi in realtà è un mare di studenti ovviamente, insomma come sempre un sacco e naturalmente vi ringrazio per l'attenzione. Sono stata nei tempi. Bene, chiedo immediatamente, tanto grazie, e chiedo immediatamente se ci sono domande da rivolgere alla professoressa. Ti ho stordita. No, devo dire che è velocissima. Sei stata chiara. Spero, sì. E forse, diciamo, alcuni di noi hanno apprezzato di più, essendo del mestiere, chiaramente, e sapendo anche quali sono le difficoltà che si incontrano quando c'è a che fare non tanto con i vegetali, anche con loro, per amor di Dio, ma soprattutto con gli animali, perché sono imprevedibili, hanno esigenze. La patella, ad esempio, prima parlava della patella e diceva le abbiamo sulle nostre piastrelle di granito. No? No, forse non tutti lo sanno, ma le patelle si attaccano in un certo punto della roccia e praticamente
continuano a vagare attorno a quel punto che si attaccano e addirittura modificano la loro conchiglia in maniera tale da poter andare in adesione completa al substrato e quindi non perdere acqua nel momento in cui, ad esempio, la marea le espone all'aria. Quindi si chiama homing questo girovagare della patella attorno al suo punto centrale, e si vede molto bene, non magari nei nostri mari, ma andando dove abbiamo delle maree significative, cioè qualche metro. Ecco, noi abbiamo una marea che l'ondazione nasconde, perché abbiamo 25 centimetri di marea al Mediterraneo, quindi non si vede nemmeno. Ecco. Mentre se andiamo in Atlantico, nel Pacifico, eccetera, troviamo delle maree di metri, quindi scoprono veramente grandi superfici. E lì nota benissimo la patella, perché attorno alla patella non troviamo assolutamente nulla. Mangiano La roccia è tantissimo, pulitissima. E nel momento in cui siamo fuori se lo mangia, certamente, cioè, bruca. Quindi far crescere il biofilm è impegnativo, posso garantire, perché e poi appunto attendere, ad esempio, con la pazienza dei santi, che la Posidonia decida di fiorire, ecco, e fare i semi, perché riuscire a portare da un seme la pianta è la strategia probabilmente vincente, però sì, no, non è chiaramente l'unica soluzione che si può sperimentare, però diciamo che quest'anno questa fioritura eccezionale è veramente un peccato non sfruttarla per studiare, almeno appunto magari mettere a punto un po' una tecnica di coltura. Certo. E se mi permette, appunto, vorrei un po' sottolineare anche questa visione che ho e che mi piace condividere, perché veramente immagino delle imprese, no? Che pensate un po' a una vanotteria a terra, quindi una vanotteria che produce pesci, ha delle acque di scarto. Se questa acqua di scarto, che dovrebbe, che tra l'altro deve purificare, non è che può buttare in mare o diciamo, nelle acque reflue come se niente fosse, venisse utilizzata per in altri impianti adiacenti, per diversificare la produzione dell'impianto ittico, per produrre degli invertebrati o delle alghe, capite bene che c'è tutta una virtuosità circolare, no? Dietro da associarci, che è un messaggio che io cerco veramente di veicolare, perché però occorre chiaramente l'impresa che voglia. C'è una qualche speranza di poter passare su una scala applicativa, insomma, perché Allora, queste sono bellissime ricerche. Sì, assolutamente lo spero, e spero davvero che il PNRR, con tutte le difficoltà che stiamo sperimentando proprio di partenza logistica del sistema, ci dia questa opportunità, perché intanto ci consente di collaborare a livello nazionale con, diciamo, un po' tra quasi tutti, diciamo, noi diciamo che lavoriamo in questo contesto, ma anche c'è un forte necessità di coinvolgimento aziendale, e c'è proprio anche uno spoke all'interno del progetto che è proprio indirizzato a fare del recruiting, insomma, di aziende costiere, di aziende poi c'è anche tutto un altro filone poi di produzione che potete immaginare, dalle alghe. Questa cistoseira, per esempio, produce delle molecole bioattive straordinarie, come tantissimi altri organismi marini, per carità, ma visto che vive proprio anche in questo ambiente molto esposto al sole, alla desiccation, produce delle sostanze antiossidanti, delle sostanze che potrebbero essere utilissime in creme solari, per esempio, in protettivi per la pelle. Abbiamo già fatto della sperimentazione sulla capacità appunto di agire appunto come antiossidante, come fotoprotettivo, antitumorale persino. Quindi di nuovo immaginare, è chiaro che non posso andare a raccogliere una specie che è fondamentalmente protetta, ma se la riesco a coltivare, e visto che poi sto parlando di molecole bioattive, cioè non è che devo produrre una biomassa stratosferica, no? Non è che devo usarla per fare del mangime, ma come additivo di qualche appunto, prodotto diciamo di cosmetica, o anche come additivo nella mangimistica, ma sempre diciamo come additivo, insomma c'è tutto un altro discorso, occorrono delle biomasse molto più piccole.
E quindi su questo, secondo me, è veramente nei prossimi anni c'è da lavorare molto per trovare aziende che vogliano investire in questa direzione, provare a mettersi in gioco, perché i protocolli ce li abbiamo ormai, li abbiamo abbastanza, sono abbastanza strutturati. E bisogna però trovare degli spazi e anche della manodopera, insomma, che possa, e delle tecnologie anche, perché anche posizionamento in mare, capite bene che dei dischetti, faccio per dire, cioè vi assicuro che fare i buchi della roccia è pesante, ma ve lo posso dire per averli fatti in prima persona. E quindi capite bene che mettere giù 400 piastrelle vogliono dire giornate di lavoro, e qui occorre passare alla ingegnerizzazione navale, cioè quello che spara, capito, che spara il tassello. Ma non posso farlo io, perché a parte che non potrei neanche usare il trapano, diciamocelo, ma certamente non posso usare non so neanche come si chiami, quel rivettatore, qualcosa che spara, capito? È pensabile che, quindi occorre veramente un passaggio di consegne, ecco. Però nel momento in cui c'è una struttura che mi produce non 200, 400, 500 piastrelle, ma ne produce 10.000, a quel punto lì ha senso che ci sia uno che mi rivetta tutta la, diciamo, 1 chilometro di costa, e abbiamo fatto un bel lavoro, effettivamente. Però non è certamente qualcosa che possiamo fare noi. Dobbiamo per forza passare e onestamente crea lavoro, crea impresa, crea diversificazione, crea... Certo, è tutto un indotto praticamente. E qui abbiamo l'altra... Coltivazione, dobbiamo passare Esatto. cioè a terra abbiamo coltivato, facendo anche un sacco di danni, per carità. Sì, Certo. ma il problema è proprio quello, cioè la foresta la vedi, ci cammini dentro. Il mare, quando ci sei sopra, sei sull'acqua. Se non metti la testa sotto, non vedi niente. E quindi il parco marino, molte persone non lo concepiscono perché non lo vedono. Quindi... Sì, però se sotto non c'è il cibo... Sì, è un miracolo. Esatto. Infatti. A che profondità vive la pinna? Beh, la Pila sta fondamentalmente dove sta Posidonia, quindi diciamo va veramente da vedi uscire adesso quelle poche che stanno resistendo in Laguna Veneta, quando c'è la bassa marea le vedi spuntare dall'acqua, Okay. e quindi da lì fino a 30-40 metri di profondità, cioè non E un'altra cosa, che cos'è che influenza il ciclo riproduttivo della Posidonia? Tu hai detto non sempre fanno i... Allora, si sa qui c'è un qualcosa? lavoro, lascio parlare dei super esperti perché avevano predetto la fioritura di Posidonia di quest'anno. Effettivamente non nego che mi sento coinvolto. Infatti. Allora, la fioritura di Posidonia è sempre stato scritto in letteratura che è un evento raro. Cosa vuol dire raro? Allora, noi 10 anni fa ci siamo posti il problema di cosa vuol dire raro. Abbiamo fatto una ricerca, anche perché 10 anni fa circa abbiamo visto un'altra fioritura eccezionale. Allora abbiamo fatto una ricerca di letteratura, abbiamo correlato cose e abbiamo scoperto che la fioritura segue un ciclo delle macchie solari. Quindi ogni 10 anni fiorisce. Ovviamente un po' di più, un po' di meno, come le macchie solari, a volte sono un po' più forti, un po' meno. E nel lavoro che abbiamo pubblicato nel 2013 abbiamo detto, ci aspettiamo che la prossima fioritura sia alla fine del 22. Tacchete, c'è stata una fioritura. Quindi è vero, allora, quindi questa periodicità è prevedibile. Quindi è stato molto buono che loro siano stati, cioè erano preparati, no? Quindi avevano questo progetto in ballo e si sono trovati semi, frutti in quantità. Però io volevo anch'io fare un commento, perché secondo me abbiamo toccato 2 punti che sono molto importanti e anche molto più generali. Uno giustamente è quello del fatto che l'ambiente marino per la maggior parte della gente non è percepito, e quindi il solito discorso che io faccio, dobbiamo anche investire molto sulla conoscenza, cioè informare, perché noi non abbiamo idea che in mare ci sia un paesaggio, in terra lo vediamo, lo apprezziamo, sappiamo valorizzarlo, in mare giustamente per la maggior parte della gente il mare è una distesa d'acqua salata con dentro i pesci, tipicamente non andiamo oltre, e per molta gente, che secondo me appunto anche perché non è educata, la presenza di Posidonia è quasi fastidioso, no? Cosa sono quelle robe lì tra le gambe quando vado a fare il bagno, eccetera. L'altro aspetto che è importantissimo, anch'io ho sottolineato,
è questo dell'ingegnerizzazione di questi processi, perché se no rimangono semplicemente delle belle ricerche che uno dice: "Oh, che bravo che sono stato", però Sono giustamente d'accordissimo. in terra da decenni, se non da secoli, i vivai sono roba di ettari. Cioè ho Assolutamente. ettari di piantine che poi vado a mettere a Esatto. dimora. Allora cominciamo anche in mare a fare capannoni in cui ci sono migliaia di plantuline, di semi, di Assolutamente. patelline, di quello che è, o se no non riusciremo mai ad andare oltre. E da questo punto di vista io in effetti sono rimasto ammirato, devo ammettere, vorrei chiederti come fate, perché il laboratorio di Camogli non so quanti chilometri quadri è, ma come fate ad avere cistoserine, patelline, pinnine, posidonine, come fate? Allora, ci muoviamo infatti diciamo, in questa maniera tra una vasca e l'altra. Però diciamo che le patelle e le pinne le stiamo gestendo a Camogli. Le cistoselle le abbiamo sempre gestite a Genova, e qui vi lascio dire il trasporto dell'acqua. Quindi noi andiamo a Camogli, tra l'altro ZSL, per cui capite bene, con tutti i permessi per poter arrivare giù con la macchina di fronte al laboratorio, perché da lì possiamo prenderci l'acqua, perché non potremmo neanche andarcela a prendere in mare, se no ci arrestano, giusto? Quindi prendiamo in acqua, cioè prendiamo dalle pompe del laboratorio, dove peraltro la facciamo già, la filtriamo già, perché il primo anno ce la portavamo a Genova, la filtravamo col filtro, potete immaginare, ore e ore di filtro. Invece lì la filtriamo già, filtrata a 1-2 micron, la facciamo passare dai raggi, come si dice, da UV, e quindi diciamo è sterile. La portiamo a Genova e facevamo 6 piani di scale con gli ascensori, sì, ma bisognava fare le gymkhane, dal posteggio a un lavoro infame. Infatti stiamo studiando di utilizzare degli spazi, dei fondi, perché... E quindi quest'anno, che peraltro appunto, le colture delle cistoserre dovremmo fare appunto in quantità molto maggiore, infatti stiamo cercando appunto uno spazio nel dipartimento un pochino più agevole, un pochino più grande e un pochino più agevole anche proprio per il trasporto, perché poi l'acqua bisogna cambiargliela 2 o 3 volte a settimana, cioè quindi sono veramente decine di litri d'acqua. E In fondo c'è una grossa vasca. sì, ma adesso abbiamo visto, al momento c'è una stanzetta piccolina con dei banconi, è più che sufficiente in realtà per noi, per fare al momento questo lavoro qua, per cui se riusciamo, dobbiamo più che altro condizionarla, perché va tenuta a 20 gradi, perché le colture, non ho detto un sacco di cose naturalmente di dettaglio per non annoiarvi, ma devono essere tenute a 20 gradi, le colture non è che le possiamo lasciare a temperatura variabile. E anche perché se sale troppo la temperatura partono gli epifiti, per cui vi si riempiono di alghette che non c'entrano niente, di batteri, è una schifezza, bisogna buttare via tutto. Oppure ci mettiamo lì a spazzolarle con la spazzolina da denti per tirare via lo sporchetto. Ti assicuro che c'è un sacco di facciamo un lavoro molto di molta manodopera, ecco. È sempre così, Insomma, c'è solo qualcosa un po' più così. E poi Però questo è l'acqua, molto. come i libri, Pesa pesano. tantissimo. Pesa tantissimo e no, vabbè, insomma, è chiaro, in realtà appunto, onestamente abbiamo fatto miracoli per quelli che sono gli spazi, cioè basterebbe veramente anche poco per passare a un'ingegnerizzazione, cioè per arrivare a una produzione, voglio dire, una stanza come questa, ma sai quante piastrelline ci coltivo? Cioè è una roba stratosferica, quindi non è che occorre il capannone di un aeroporto. Avevamo provato a buttare giù un progettino insieme ad un impianto d'acquacoltura di una vanotteria giù di Pachino, siciliana. Era magnifico, però poi vabbè alla fine per problemi vari di trovare chi poteva coordinare questo progetto non siamo riusciti poi a presentarlo, ma la strada è quella comunque, così come anche lavorare poi sugli spin-off, cioè riuscire a spingere verso degli spin-off che ne abbiamo già diversi che si occupano magari di monitoraggio, però invece uno spin-off più applicativo proprio che si prenda un certo tipo di attività di questo genere. Bene, io sottolineo ancora una cosa, vedendo com'è la situazione dell'università in questo momento, mi meraviglio come riusciate ancora a fare ricerca. Punto. Non vado oltre. No, io non commento. Sì, Non dico nulla. purtroppo sì. Bene, ringrazio Grazie la a voi. professoressa e ricordo a tutti che la prossima conferenza sarà di Pierpaolo Peroso, che commenterà un libro di Enrico Morelli, quindi lettere, prossimo giovedì, mentre l'ultima conferenza di scienze sarà il giovedì 18 con Nadia Robotti, che parlerà di Ettore Majorana, un gigante tra i giganti.
Saluto tutti e ringrazio per la vostra partecipazione.